Buonasera dalla redazione TG10, nei titoli gli argomenti che tratteremo in questa edizione del nostro telegiornale. Dopo 8 ore di discussione nella prefettura di Cosenza, nulla di fatto per la revoca dei licenziamenti. Adesso indaga la Guardia di Finanza per 11 milioni di fatture non pagate. La Procura di Catanzaro ha chiuso le indagini dell'inchiesta sull'utilizzo di fondi pubblici destinati alla promozione turistica, utilizzati per fini politici, indagato Oliverio per peculato. Il problema dei rifiuti coinvolge tutta la regione. Le province messe peggio sono quelle di Cosenza e Reggio Calabria, vertice in regione infruttuoso. Domani si chiederà l'intervento del prefetto. Simulavano incidenti per frodare le assicurazioni. 7 indagati a Reggio Calabria, tra loro anche 2 avvocati. Prove di soccorso a Paola, simulato un incidente in galleria. Le forze dell'ordine testano i tempi di intervento. Ancora buonasera dalla redazione del TG10. Si complica la vertenza della Coop Service. Il vertice di ieri in prefettura si è chiuso con un nulla di fatto, nessuna revoca dei licenziamenti dei 32 operatori, ex operatori sociosanitari all'Annunziata di Cosenza. E intanto, secondo quanto si è appreso, sulla vicenda ci sarebbe anche l'attenzione della Guardia di Finanza. Sentiamo. La notizia di oggi è che la Guardia di Finanza starebbe indagando su 11 milioni di fatture non pagate per una presunta irregolarità contrattuale, lo riferiscono le agenzie di stampa che citano fonti accreditate. La vicenda che si complica sempre di più è quella della Coop Service, la cui vertenza si è inceppata di nuovo dopo quasi 8 ore di trattative in prefettura a Cosenza. Le 23 passate ieri e il nulla di fatto. Al tavolo con il prefetto Paola Galeone, il commissario Saverio Cotticelli, la Coop Service, l'azienda ospedaliera di Cosenza e i sindacati. In piazza 11 settembre il freddo pungente di dicembre non fa sconti ai lavoratori delusi. La bozza di accordo arrivata a tarda sera, sulla quale non si trova la quadratura del cerchio. Gli ammortizzatori sociali previsti sul documento, contestati pare dalla Coop Service. Tutto rinviato a domani alle 12, ancora una volta in prefettura a Cosenza. Il commissario Cotticelli resta in attesa di una nuova proposta di accordo. Una situazione delicata e tesa, con un tavolo che ha registrato ieri diverse interruzioni e il giallo di documenti mancanti. In quelle carte c'è la svolta per la vertenza. In attesa delle risposte resta la difficoltà di 32 famiglie a cui è arrivata la lettera di licenziamento, che oggi vivono nell'incertezza e nel dramma. Si tratta di lavoratori che da più di 20 anni hanno prestato servizio all'Annunziata di Cosenza e che da settembre vivono nella precarietà. Prima dei mansionati nelle funzioni e nello stipendio, oggi hanno addirittura perso il posto di lavoro. I colleghi, in tutto sono 92, vivono con il timore di ricevere la tanto temuta missiva, un problema che non riguarda solo gli ex operatori sociosanitari ma anche gli utenti. Nei reparti dell'ospedale il personale è ridotto al lumicino, anche per questo la solidarietà ai lavoratori nelle corsie è stata alta. C'è un settore probabilmente da cambiare, un settore come la sanità pubblica dovrebbe internalizzare e non esternalizzare i servizi, forse risparmierebbe e avrebbe meno problemi. La Procura di Catanzaro ha chiuso le indagini dell'inchiesta sull'utilizzo dei fondi pubblici destinati alla promozione turistica utilizzati per fini politici e indagato il presidente Oliverio per peculato. Soldi pubblici destinati alla promozione turistica della Calabria che in realtà sarebbero stati utilizzati per finalità tutt'altro che collettive. La Procura della Repubblica di Catanzaro ha chiuso le indagini sul presunto utilizzo di fondi pubblici che sarebbero stati usati per pagare una personale promozione politica del governatore Mario Oliverio. Al centro dell'inchiesta le risorse utilizzate per finanziare nel 2018 un'iniziativa a Spoleto a margine del Festival dei Due Mondi, un format giornalistico che secondo i PM avrebbe perseguito finalità privatistiche di promozione politica e senza riferimento a scopi promozionali della Calabria. Insomma, secondo le accuse, la Regione avrebbe speso circa 100.000 euro non per promuovere il turismo, ma per promuovere il personaggio politico. Oliverio nell'inchiesta è indagato per peculato insieme a Mauro Lucchetti, legale rappresentante della Idra, società romana che si occupa di comunicazione e organizzazione di eventi. L'estate scorsa era scattato il sequestro preventivo di 95.000 euro a carico del
governatore. Nel decreto era citato anche l'ex parlamentare del PD Ferdinando Aiello, che secondo l'accusa avrebbe messo in contatto Oliverio con la società Idra. La procura indicava Aiello come l'istigatore della condotta, nonché in parte beneficiario dei fondi, ma la sua posizione è stata stralciata. Il suo nome infatti non figura nell'avviso di conclusione delle indagini. Adesso gli indagati hanno 20 giorni per chiedere di essere ascoltati, poi la procura deciderà se procedere o meno con il rinvio a giudizio. Sciolto per infiltrazioni mafiose il comune di Africo. Un altro comune dell'Alto Ionio Reggino sciolto per mafia. Oggi tocca ad Africo. Il Ministero degli Interni ha studiato gli incartamenti arrivati, secondo i quali sono stati accertati condizionamenti da parte dei clan presenti su quel territorio. Il comune adesso sarà gestito da una commissione prefettizia. A nuove elezioni non si potrà arrivare prima di 18 mesi. Un colpo certamente per il piccolo centro, che era guidato da un giovane sindaco, Francesco Bruzzaniti, 34 anni, che vedete in queste immagini. Il primo cittadino si era imposto su un altro candidato e aveva promesso un nuovo futuro per Africo. Il paese invece ritorna al passato e ai fantasmi di una realtà condizionata dalla presenza di clan tra i più potenti del panorama mafioso internazionale. Con la decisione del governo decadono tutti gli organi elettivi. Questione rifiuti adesso è emergenza in Calabria, soprattutto nelle province di Cosenza e Reggio Calabria, spazzatura ovunque, situazione che chiede una soluzione immediata, ma purtroppo, almeno per quanto si apprende dalla riunione che c'è stata oggi in Cittadella, non ci sono novità, non ci sono al momento degli spiragli. Vediamo. Non è una vergogna, signora, i topi che escono in tutte le parti. I topi che escono da tutte le parti, una vergogna. Guardate oggi come si presenta la città di Cosenza, cumuli di spazzatura per le strade, davanti ai portoni. Le vie principali della città, ma anche la periferia, risente di questa emergenza rifiuti che ha creato allarmismo e preoccupazione fra i cittadini. La situazione è al collasso. Cosenza e Reggio sono le province più colpite. La situazione è davvero al limite della decenza. I passanti sono costretti a fare un percorso ad ostacoli per evitare i cumuli di immondizia che fanno bella mostra davanti ai marciapiedi e portoni dei palazzi. La crisi si acuisce con il passare delle ore. Sembra di essere tornati indietro nel tempo, quando i cassonetti invadevano le strade con cumuli di spazzature ed un olezzo nauseabondo. Preoccupazione anche per le condizioni igienico-sanitarie, perché la sporcizia è sinonimo anche di malattie e animali di ogni tipo che rovistano fra gli scarti. Abbiamo intervistato uno degli imprenditori che si occupano del settore dei rifiuti, che ci ha spiegato com'è la situazione. Ci sono due problemi. Il primo è che non c'è possibilità di conferire gli scarti di lavorazione, perché in quanto 15 giorni fa ha chiuso la discarica di Cassano e da allora non abbiamo destinazione agli scarti. E quindi questo è chiaramente ha saturato gli spazi di impianto e non si può più stoccare ulteriormente. Il secondo problema invece è legato un po' alla gestione finanziaria e amministrativa della commessa, in quanto la Regione dall'inizio di ottobre ha levato la delega e da allora noi siamo praticamente senza copertura finanziaria. Noi stiamo continuando a scaricare tutti i rifiuti, escluso il rifiuto residuale. Quindi l'organico stiamo continuando a scaricarlo, cercando di ottimizzare al meglio gli spazi che abbiamo. L'emergenza rifiuti non cesserà a breve, non ci sono soluzioni al momento che possano sbloccare l'impasse che si registra in provincia di Cosenza. La riunione convocata oggi in regione si è rivelata infruttuosa. Gli adempimenti richiesti per venire incontro alle esigenze degli enti e quindi regolarizzare la situazione non sono stati effettuati. L'ordinanza emessa dal governatore prevedeva dei punti da rispettare, non solo economici, ma anche strutturali. I comuni chiamati in causa, che avrebbero dovuto riattivare discariche per consentire i conferimenti degli scarti di lavorazione del residuo, evidentemente non lo hanno fatto. Il blocco degli impianti esistenti e della raccolta non è scongiurato, anzi si protrarrà ancora.
Domani è previsto un incontro in prefettura. Falsi incidenti per frodare le assicurazioni, 7 persone indagate a Reggio Calabria, tra loro anche 2 avvocati. Vediamo. Sono 7 gli indagati dalla Procura di Reggio Calabria e dai Carabinieri della Città dello Stretto e di Melito Portosalvo per falsi incidenti e truffe alle assicurazioni. Coinvolti 2 avvocati reggini, alcuni proprietari di autovetture e il titolare di un'autocarrozzeria. I 7 sono accusati di associazione a delinquere finalizzata alla truffa, ma anche di falsa testimonianza e corruzione. A capo dell'organizzazione ci sarebbero proprio i 2 legali di 37 e 42 anni, la cui attività è prevalentemente stata incentrata su cause civili aventi per oggetto sinistri stradali. Attraverso incidenti inventati, false testimonianze e con la collaborazione del carrozziere sarebbero riusciti a spillare molti soldi a diverse compagnie assicurative. Ad aprire il varco a questa indagine è stato un collaboratore di giustizia che ai Carabinieri ha raccontato del lavoro dei 2 legali. L'inchiesta dei militari dell'Arma si è quindi incentrata sui 2 professionisti e da qui è venuto fuori il resto del complesso meccanismo al quale hanno aderito, secondo l'accusa, gli altri indagati. Nella giornata di ieri i Carabinieri hanno effettuato diverse perquisizioni domiciliari e il GIP di Reggio Calabria ha disposto il sequestro dell'autocarrozzeria. E adesso a Castrolibero per raccontarvi la storia particolare che riguarda una statua di San Francesco. Questa che vedete chiusa da un lucchetto in disuso da anni è la chiesetta di San Francesco di Paola. Siamo nella frazione Santa Lucia di Castrolibero in provincia di Cosenza. Qui pochi giorni fa l'ufficiale giudiziario ha prelevato la statua di San Francesco che possiamo mostrarvi solo in foto. Una scultura contesa perché alcuni componenti della famiglia proprietaria che avevano donato gratuitamente la statua alla parrocchia e dunque al comune hanno deciso di opporsi a questo lascito al punto da intentare una causa al Tribunale di Cosenza per chiederne la restituzione a distanza di anni. E dunque ecco all'episodio avvenuto venerdì scorso, con protagonista l'ufficiale giudiziario che ha sequestrato la statua del povero San Francesco, un gesto inaspettato che ha suscitato sgomento e incredulità fra i fedeli che venerano il santo festeggiato nel mese di luglio attraverso processioni e celebrazioni in suo onore. Attraverso i social, ma non solo, la comunità è insorta affinché la statua possa tornare al suo posto. Il sindaco greco e il parroco Don Franco Zumpano si sono attivati immediatamente per risolvere il rompicapo. Vedremo nelle prossime ore cosa accadrà, anche perché la giunta di Castrolibero ha deliberato di dare mandato ad un legale per produrre ricorso contro la sentenza emessa nei confronti della parrocchia. E adesso nella Galleria Santo Marco, che collega Castiglione e Paola, teatro di un incidente, per fortuna soltanto simulato. Vediamo. Il treno bloccato in galleria dopo un incidente sul tratto Cosenza-Paola. 10 viaggiatori a bordo. Scatta l'allarme dalla sala operativa regionale di Rete Ferroviaria Italiana che chiede aiuto ai sanitari del 118 e ai vigili del fuoco. Arrivano nella Santo Marco i feriti in codice giallo con l'aiuto dei viaggiatori incolumi guidati dal personale di Trenitalia percorrono la galleria fino a raggiungere l'uscita. Le immagini che avete visto sono state girate la notte scorsa nell'ambito di una esercitazione di emergenza. L'esercitazione è stata preceduta da una formazione precisa. Obiettivo è la verifica sul campo in caso di emergenza. Impegnati Protezione Civile, 118, Ferrovie dello Stato, Vigili del Fuoco. Un evento che non ha avuto alcuna ripercussione sulla circolazione dei treni. E adesso parliamo invece dei musei aperti, giornata regionale arrivata alla seconda edizione, sono stati interessati diversi musei di Cosenza. Lo scorso 30 novembre la Calabria ha celebrato la seconda giornata regionale dei musei. Sono state tante le attività programmate in tutta la regione, molte anche a Cosenza. Il Museo dei Bretti e degli Enotri ha accolto i visitatori con la mostra Calabria, focus sull'arte contemporanea, a cura di Enzo Lepera, Gianluca Covelli e Ghislain Maillot. Nel corso della giornata visite guidate anche alla collezione museale permanente e la sera la rappresentazione nel Chiostro del Tempo, realizzata per il chiostro di Sant'Agostino dal Teatro Studio Krypton di Giancarlo Cauteruccio. Anche il Box Museum ha aderito alla giornata regionale dei musei, con visite guidate alla collezione dei box art. Molto visitato è il Museo Consenzia Itinera di Villa Rendano.
Il Museo del Fumetto ha organizzato il Dylan Dog Tour, itinerario nei luoghi del centro storico in cui è stato ambientato l'albo speciale di Dylan Dog a Cosenza. Visite guidate anche al Castello Svevo. Tante iniziative anche alla Galleria Nazionale e al Museo Diocesano, dove tra l'altro è in preparazione la mostra Da San Nicola al Natale, che verrà inaugurata il 7 dicembre. Incontro sulla violenza di genere nel carcere di Paola. Nel corso della manifestazione le testimonianze di alcuni detenuti colpevoli di omicidio. La violenza di genere raccontata agli studenti delle scuole superiori, location la casa circondariale di Paola, un incontro dibattito promosso dal CIF, il Centro Italiano Femminile, che ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni, delle forze dell'ordine e della società civile, toccante la testimonianza di 3 detenuti colpevoli di omicidio. Sul palco hanno raccontato il loro vissuto senza cercare compassione o perdono, come Ivan, che sta scontando 20 anni di carcere per aver ucciso l'ex compagna. Mi chiedo come possa aver compiuto un omicidio. Lo faccio da quasi 8 anni senza però aver trovato una risposta o una ragione. Diverse le cause che hanno condotto il mio cervello al blackout. Nessuno di questi fattori potrà mai giustificare un atto così crudele come quello di privare una persona della sua vita, donna o uomo che sia. Non bisogna assolutamente dimenticare che molto spesso ci sono vittime conseguenti al femminicidio. Questi sono appunto i figli, condannati poi a vivere senza l'affetto dei genitori. Oggi il mio pensiero va conseguentemente a loro, compreso mio figlio che non vedo da ormai da 7 anni e mezzo. La gestione del detenuto è una gestione fatta, come dire, per fare riscoprire delle regole, dei valori. Si immagini che la polizia penitenziaria, quando opera all'interno delle sezioni, opera senza armi. Quindi noi andiamo ad affrontare queste persone che hanno commesso dei reati a volte anche atroci, efferati, solo con la forza dell'intelletto, la forza della ragione e la forza dei valori che ci guida e ci deve guidare. Forte il messaggio dato ai giovani nel corso della partecipata manifestazione. È bello questi convegni quando la sala è piena di giovani, perché è proprio il loro atteggiamento che deve cambiare e far comprendere che questo non è amore, cioè uno schiaffo non può essere amore e non può voler dire ti amo troppo da non poter fare a meno di te. Poi ovviamente stiamo lavorando anche con le forze dell'ordine attraverso delle sale dove anche chi accetta la denuncia deve sapere che non si tratta di un reato qualunque e quindi deve accompagnare questa donna, altrimenti è nuovamente sola, diventa 2 volte sola e poi dobbiamo insieme anche agli enti locali creare dei percorsi, perché la donna spesso non denuncia perché dice e dopo che ho denunciato che succede? E poi un pensiero chi? Ai bimbi che non hanno più una mamma e hanno come papà quello che da tutti viene definito un orco. Il Comune di Cosenza ha tra le sue attività dedicate allo sport anche una serie di iniziative legate alla danza sportiva. Cosenza, città dello sport 2020, ha programmato una serie di attività sportive presso il Palasport Domenico Ferraro, già iniziate lo scorso 30 novembre. Si tratta delle gare della stagione agonistica 2019-2020 di danza sportiva della Federazione Italiana Danza Sportiva Calabria, che proseguiranno fino al 31 maggio 2020. Sono ben 30 le ASA che hanno aderito a questa manifestazione e considerato che siamo all'inizio dell'attività sportiva per l'anno accademico è veramente una grande risposta per tutti quanti noi. 130 coppie, 72 duo, 100 assoli, una quarantina di gruppi e devo dire che è andata abbastanza bene. La città di Cosenza ha adottato la danza sportiva, quindi la gran parte delle attività e delle manifestazioni che si svolgeranno per la danza sportiva saranno ospitate proprio da Cosenza. Le gare di danza sportiva si inseriscono a pieno titolo nelle attività programmate dall'amministrazione comunale. E adesso il meteo, le previsioni per le prossime ore, vediamo insieme. Una depressione attiva tra Spagna e Nord Africa genera correnti umide meridionali sul nostro territorio, apportatrici di lieve instabilità, specie sulle zone ioniche.
Domani sereno o poco nuvoloso sulla fascia tirrenica, maggiore nuvolosità sulla fascia ionica, dove specie in serata si verificheranno piogge sparse. Temperature sopra le medie del periodo. Passiamo al comportamento di mari e venti. Domani mari mossi o molto mossi con venti moderati o forti dai quadranti orientali. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.com e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci, ancora buona serata.